Inizio anno scolastico movimentata nella Marca, vietato il corteo sulla Ponte Bana, ragazzi e insegnanti dell'ITIS Galilei di Conegliano, struttura fatiscente e arriccati di Treviso, le aule mancanti sono state ricavate all'ultimo minuto. E con l'apertura delle scuole si intensificano i controlli da parte della Polizia Locale di Treviso, vigili attenti non solo a viabilità e spaccio ma anche a possibili episodi di bullismo. Neolaureati in corsia vicino all'accordo Regione Medici, si accelera l'iter, a breve bandi e corsi di formazione specializzanti del quarto e quinto anno in ospedale, l'annuncio del governatore Zaia. Intanto nel giorno del voto di fiducia del governo al Senato, Zaia punta i piedi sull'autonomia, da Roma mai nessun progetto, solo parole, e sull'unico veneto nell'esecutivo aggiunge ad Incano dato un ministero che non conta nulla. Drammatico incidente la scorsa notte a Paese, 40enne esce di strada con l'auto, la vettura si ribalta su un fossato, l'uomo vivo per miracolo. Insulti su Facebook all'indirizzo degli elettori PD e 5 Stelle, bufera su un assessore del comune di Carbonera, le minoranze chiedono le dimissioni. Una MX di strana in Piazza dei Signori a Treviso in questi giorni per festeggiare gli 80 anni del 51esimo stormo dell'aeronautica militare. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque domani suonerà la campanella di inizio anno scolastico nelle scuole della Marca trevigiana e sarà un inizio di anno movimentato, vietato il corteo sulla Ponte Bana a ragazzi e genitori dell'ITIS Galilei di Conegliano, struttura giudicata fatiscente. Al Riccati a Treviso invece le aule mancanti sono state ricavate all'ultimo minuto. Solo oggi abbiamo definitivamente sistemato i banchi, le aule, le cattedre per gli alunni che arriveranno. Domani prima campanella per 112.000 alunni e studenti delle scuole pubbliche trevigiane, da quelle dell'infanzia alle superiori. Vigilia tormentata da cattedre ancora vuote, circa 1.700, carenza di spazi come Arriccati di Piazza Vittoria e strutture in stato precario come l'ITIS Galilei di Conegliano. Arriccati la dirigente ha formalmente rifiutato oggi la proposta avanzata ieri in provincia di 3 aule al Giorgi. Infattibile in tempi così stretti spostare ragazzi e personale. Ci si arrangerà riadattando ad aule i laboratori. Ci sarà una rotazione nei laboratori, utilizzeremo l'aula di ricevimento dei genitori che probabilmente parleranno con i docenti nei corridoi, tutto quello che avevamo disponibile. Un problema che non è spuntato dal nulla, ricorda la dirigente, già si sapeva che l'aumento di iscritti avrebbe nel tempo portato a questa situazione. Il presidente della provincia, Stefano Marcon, non ci sta, parla di distorsione dei fatti da parte della dirigente che avrebbe scaricato sulla provincia le colpe di una situazione della quale è attrice fattiva, dice, facendosi passare poi per vittima. Polemiche a parte, il calo demografico si farà sentire nei prossimi anni anche alle superiori e per questo, secondo la dirigente, non ha senso ampliare le strutture esistenti. Io ho sempre pensato anche alla possibilità di qualche struttura temporanea nella sede di San Pelaio dove, come dire, c'è del terreno anche disponibile. A Conegliano domani corteo di protesta di genitori e studenti dell'ITIS Galilei per la mancata ristrutturazione. Non lungo la Ponte Bana però la questura ha sconsigliato agli organizzatori di occupare una carreggiata di Viale Italia per garantire non solo la viabilità ma anche l'incolumità dei partecipanti. Il senso della manifestazione tuttavia non cambia. Siamo sicuramente preoccupati e scoraggiati per il fatto che sono passati tanti mesi e poco si è fatto. La provincia secondo noi doveva mettere in atto molte più strategie di adeguamento. Ad Arcade invece inizio di anno scolastico nei prefabbricati per i bimbi delle elementari e in trasferta a Spresiano per quelli delle medie. Parte con una sorta di rivoluzione l'anno scolastico ad Arcade, dove il comune sta mettendo a norma contemporaneamente sia le scuole elementari di Visione Iulia che le medie Corazzin, altrimenti i finanziamenti ottenuti dal Ministero, 900.000 euro su una spesa complessiva di 2.200.000 euro, sarebbero andati persi. I 140 studenti delle medie saranno ospitati a Spresiano, i 235 alunni delle elementari trascorreranno i primi mesi in aule provvisorie, ma guai a chiamarli container, ammonisce il sindaco. È una scuola, questa è una scuola a tutti gli effetti, è una scuola prefabbricata, 235 alunni più insegnanti le bidelle, mentre invece a Spresiano ne abbiamo 140
e sono ovviamente comunque divisi in 2 autobus che faranno 2 corse e alcuni verranno portati dai genitori. Spazi ampi e luminosi, riarredati in tempi record grazie ai volontari, ma pur sempre dei prefabbricati. Quanto dovranno rimanerci i bambini? Mi augurerei che già in primavera possano tornare sulla loro scuola, questo è l'auspicio che io faccio, che chiaramente sarà più sicura innanzitutto e dal punto di vista anche energetico ci farà risparmiare anche un sacco di soldini da qui al futuro. Un'area dedicata a giovani e servizi, visto che poco più in là sta sorgendo una nuova struttura sportiva. Intanto in mattinata lo stesso sindaco Presti ha effettuato un sopralluogo alla scuola media di Spresiano, dove circa 110 dei ragazzi interessati arriveranno in pullman direttamente da Arcade. 2 volontari dovranno stare qui con loro fino al momento in cui suona la campanella e entrano all'interno della scuola. Da quel momento ovviamente poi comunque i nostri volontari rientrano e ritornano alle 14 per portare i bambini nuovamente a Arcade. Il costo chiaramente è tutto a carico del comune. Le famiglie hanno capito lo sforzo, in cambio Arcade avrà scuole più sicure ed efficienti. D'altro canto alle Lovarini di Spresiano spazio per accoglierli ce n'era. Comincia a farsi sentire il decremento della popolazione, no? Quella in età scolare. E quindi rimangono degli spazi. È chiaro che abbiamo dovuto anche stringerci perché non è che c'erano spazi che non ci servivano, attenzione. Quindi da domani si parte, insomma, tutti insieme. Sì, e questo è il vero miracolo della scuola italiana, che parte comunque ogni anno a settembre. E con l'apertura delle scuole si intensificano i controlli da parte della Polizia Locale di Treviso. Domani inizia la scuola, quindi è un grande giorno anche per la Polizia Locale perché iniziamo ovviamente i servizi di vigilanza davanti alle scuole. Anche per la Municipale di Treviso inizia un nuovo anno scolastico, con qualche novità come i maggiori controlli a campione fuori dagli istituti per identificare possibili spacciatori, ma anche per individuare se tra i ragazzi si verifichino episodi di bullismo. Situazioni delicate per le quali il comandante Gallo punta sulla costante presenza e maggiore sensibilità dei nonni vigile. Domani avremo anche l'incontro con i nonni vigili, sarò presente io, sarà presente anche il sindaco per un saluto, questo per fare in modo che tutto il reparto sicurezza, perché i nonni vigili in qualche modo collaborano con questo reparto sicurezza, siano al loro posto già da domani. Servirà l'occhio acuto ma discreto dei nonni per individuare nella quotidiana entrata e uscita da scuola possibili vittime di bullismo. Ragazzi costantemente al centro di scherno di piccole violenze fisiche o verbali da parte del branco, che saranno segnalati al comando e da qui alla rete di assistenza. Ma non saranno solo le scuole ad avere i maggiori controlli. Faremo controlli alle scuole, faremo controlli ai parchi, faremo controlli alla stazione del treno, alla stazione degli autobus, quindi stiamo già programmando assidui controlli su tutto il territorio, ma in modo particolare davanti alle scuole. Tante le pattuglie a piedi o in bicicletta, ma anche in borghese, in particolare per quella che viene definita la zona rossa, con al centro i giardinetti di Sant'Andrea. In tema di zone, il comandante annuncia un vero e proprio giro di vite contro i furbetti del parcheggio in zone a traffico limitato. Abbiamo intensificato i controlli in Calmaggiore e in tutta la ZTL, abbiamo intensificato i controlli sul carico-scarico, abbiamo intensificato i controlli dove non si deve parcheggiare. Negli ultimi 15 giorni abbiamo fatto controlli sia mattina che pomeriggio, soprattutto in piazza San Vito, in via Calmaggiore, per cui abbiamo fatto anche rimozioni di auto, quindi invito tutti i cittadini a rispettare le norme perché non rispettandole, ripeto, si creano situazioni di confusione e non deve capitare. Specializzandi del 4° e 5° anno nelle corsie degli ospedali, a Regione, Università e Ordine dei Medici vicini a trovare una soluzione alla carenza dei camici bianchi. Se non ci sono inghippi, se adesso vedremo anche i ricorsi che hanno fatto, perché giustamente i sindacati hanno ricorso, insomma, un ricorso non si nega a nessuno in questo Paese e noi siamo pronti per settembre-ottobre a iniziare a far bandi e cominciare a fare i corsi. Sembra dunque giunto ad una svolta il lavoro della Regione per far fronte alla carenza di camici bianchi negli ospedali veneti. Il percorso per portare in corsia medici specializzandi sembra avviato. Io ho l'obbligo, quando mancano 1300 medici, di andare a trovare i medici e tutti mi hanno attaccato perché io voglio portare nei pronto soccorso in geriatria e medicina generale medici laureati abilitati. Guardate che il medico laureato abilitato per legge
può fare tranquillamente la guardia medica. Non ho capito perché non può entrare in un pronto soccorso. Il confronto tra Regione, Università e Ordine dei Medici procede con i medesimi intenti. Sembra che si possa mettere in piedi un accordo per portare gli specializzandi, cioè i medici che fanno 5 anni di specializzazione all'università, non l'ultimo anno in corsia ma a partire dai primi anni, in maniera tale che fanno più tirocinio direttamente con i pazienti. Per una carenza che si sta cercando di colmare ce n'è un'altra che pesa sull'avvio dell'anno scolastico ormai alle porte ed è quella delle cattedre. 1700 nella sola Marca saranno assegnate a supplenti. Lo vado a chiedere, non a me, ma lo vado a chiedere a quelli che dicono che i progetti dell'autonomia del Veneto sulla scuola sono tutti sbagliati. Andate a chiederlo a loro, io mi limito a fare gli auguri ai ragazzi. Autonomia sempre in primo piano in questi giorni in cui il governo Conte bis si presenta in Parlamento per la fiducia. Fiducia ottenuta ieri alla Camera dopo il discorso del Premier, accompagnato da applausi della maggioranza e fischi dai banchi dell'opposizione. Bagarra anche oggi in Senato con le contestazioni al neonato esecutivo. Intanto nei prossimi giorni il Ministro per gli Affari Regionali Boccia incontrerà i parlamentari veneti del PD, incontro chiesto dal coordinatore Demenec. Tra le questioni che desideriamo porre all'attenzione del Ministro, spiega, c'è anche quello del percorso sull'autonomia che va inquadrato come mezzo e non come fine. Dalla sua il governatore Zaia ribadisce, aspettiamo dal governo e dal Ministro Boccia di sapere quale sia la loro proposta di autonomia. E la finiscano di dire che ci vuole cooperazione, solidarietà, unitarietà nazionale, coesione. Queste robe qua sono tutte di default previste. Mi spiego, è come andare a comprare un'auto e pretendere di stressare il venditore all'infinito chiedendo che l'auto che andrò a comprare abbia la garanzia di avere 4 ruote, ma non esiste un'auto senza ruote. Così fanno loro, continuano a parlare delle ruote necessarie per l'auto evitando di parlare dell'auto, del motore. Intanto il governo Conte bis ha incassato la fiducia al Senato con 169 voti sì. Ieri sera nell'intervista esclusiva a Ring, parole dure dal governatore Zaia sul nuovo esecutivo che ha dimenticato il Veneto, dice, a partire dal ministero dato al bellunese pentastellato D'Inca. Hanno dato a un nostro Veneto, al quale io auguro buon lavoro, che è D'Inca, un ministero che è il Ministero dei Rapporti col Parlamento, cioè il rapporto che ha il Consiglio dei Ministri col Parlamento. Cioè a noi non serve a nulla questo ministero, ma a nulla. Cioè, nella scala dei ministeri è quasi il premio di consolazione. Mi si passi l'espressione, Federico D'Inca ha tutto il mio rispetto, però questo è, se fosse stata capovolta la situazione, i grillini qui avrebbero fatto la rivoluzione. Dove sono tutte queste dichiarazioni che facevano in passato sulla rappresentanza del Veneto, sul Veneto che deve contare di più, quando governavamo noi, no? Negli anni 2008, io ho fatto il ministro 2008-2010, il Veneto deve essere rappresentato, Adesso tutti muti, nessuno ha più niente da dire. La cronaca, incidente intorno alle 17:45 a Pezzan di Istrana, scontro tra auto e moto, ancora da chiarire esattamente la dinamica del sinistro, il motociclista è stato trasportato in gravi condizioni al Cafoncello, sul posto i sanitari del SUEM. È un 40enne di origine belga, è rimasto ferito alle prime luci di questa mattina in un incidente avvenuto lungo via Sovernigo a Paese. Il sinistro poco prima delle 5 con l'auto del 40enne che si è capovolta in un fossato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ferito dall'abitacolo. Sul posto anche il SUEM e la polizia stradale. Non sono chiari i motivi per i quali l'automobilista ha perso il controllo della vettura. Trasportato al pronto soccorso, non è comunque in pericolo di vita. Lutto nel mondo della politica, in particolare nella Lega. È morto improvvisamente ieri all'età di 71 anni Mario Napetti, già assessore provinciale alla caccia nel primo mandato di Luca Zaia, quindi direttore della provincia, oltre che per un periodo segretario della Liga, quinto comune dove risiedeva. Originario del Lido di Venezia, aveva lavorato a lungo come dirigente Montedison, prima in Sardegna, poi a Marghera. Ormai in pensione, ieri la moglie Valeriana lo ha trovato senza vita seduto alla scrivania, stroncato da un infarto. Oltre a lei lascia la figlia Martina e 3 nipoti. I funerali si terranno giovedì alle 16 nella chiesa di Quinto. È iniziata ieri sera a Fiera la festa di settembre dei circoli del Partito Democratico di Treviso. È stata l'occasione anche per tracciare un bilancio di un anno di amministrazione leghista targata Mario Conte.
offerto questa... Il Partito Democratico Trevigiano si ritrova per la festa di settembre, l'occasione per discutere di importanti temi, dall'ambiente al sociale alla sanità. Ci sono i vertici del partito provinciale, consiglieri comunali, ma anche alcuni rappresentanti della passata amministrazione, l'ex sindaco Giovanni Manildo e alcuni assessori della sua giunta. E a proposito di politica locale, i Dem fanno un bilancio di un anno di amministrazione targata a Mario Conte e le critiche non mancano. Quello che noi critichiamo soprattutto al sindaco è un grande immobilismo. Noi vediamo che i cittadini non vengono ascoltati, i lavori non vengono fatti, i quartieri sono dimenticati. La grande critica con cui si candidò Mario Conte era rimettere al centro i quartieri. Ad oggi non abbiamo visto un lavoro nei quartieri. Concetto ribadito poco dopo dal segretario del Partito Democratico di Treviso, Giovanni Zorzi, protagonista di un acceso botta e risposta con il sindaco Conte, ospite a 20:10. Sono preoccupato per il capoluogo perché con la precedente amministrazione, con Manildo, era chiaramente una città che cresceva, che attraeva risorse, energie, e adesso la vedo immobile, ma purtroppo è un segno distintivo delle amministrazioni leghiste, di un'amministrazione che si contraddistingue per un pesante immobilismo che svuota di stimoli, di opportunità il territorio. Questo è purtroppo un limite che riconosciamo del governo leghista. A smentire non sarà il sindaco Conte, le parole secondo me leggermente farneticanti di Zorzi, anche perché forse non ha capito che stiamo parlando di Treviso, non so di che città stia parlando, ma i numeri dicono che Treviso sta crescendo in tutti i settori. Post di insulti su Facebook, bufera sull'assessore all'urbanistica del comune di Carbonera Gabio Tirelli nel mirino di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Le parole scritte da Tirelli hanno provocato la reazione delle minoranze in consiglio. Volgare e a tratti razzista, scrivono in un comunicato, non è degno di rappresentare la nostra comunità, una gravissima mancanza di rispetto per gli avversari politici e di senso istituzionale che oltretutto si colora dei tristi tratti del razzismo e dell'odio verso un altro popolo, quello nigeriano. A Casale sul Sile incuriosisce e sta ottenendo un grande successo l'intervento del comune sulle strisce pedonali. Ma è bellissimo, sembra una spiaggia di quelle cristalline dei Caraibi, santo cielo, è bellissimo, davvero. Questo è il commento generale di cittadini e passanti sull'intervento del comune di Casale sul Sile per il rifacimento delle strisce pedonali, che come si vede da qualche settimana brillano al punto che più di qualcuno ha pensato dei vetri, residuo di tamponamento tra veicoli. Ma senti, cosa ha fatto? Ha buttato i vetri in strada? No, assolutamente no, non sia mai che un'amministrazione pubblica si metta a fare queste cose. Abbiamo solo cavalcato una nuova progettazione di passaggi pedonali, i quali prevedono questa luminosità sulle strisce pedonali, ed inoltre li abbiamo potenziati anche con un'illuminazione a LED, che anche durante la sera la luce si potenzia alla presenza umana dell'utente e quindi risalta ancora di più questa fluorescenza degli effetti tipo vetro rotto. Un'innovazione tecnologica che al momento nella marca Casale condivide solo con Susegana. Un effetto che, se da un lato rende più attenti i conducenti, affascina i pedoni e soprattutto, come si vede, i più piccoli. Per questo Casale sta diventando per tutti il paese dei brillantini, anche se non è l'unico intervento portato avanti dal rinnovato primo cittadino Stefano Giuliato. E nemmeno quello di maggior spesa, considerando i 2.400.000 euro già previsti per tutta l'illuminazione pubblica. Tra gli altri interventi sono già stati finanziati 100.000 euro per lo sfalcio e la pulizia dei fossati, con un però che dovrebbe fare scuola in tutta la Marca. Cercate di incontrare i proprietari perché gli dite: questa volta puliamo noi, le prossime dovreste pulire voi. Sì, c'è sempre questo binomio pubblico-privato, c'è già chi lo attua quel buon senso, tiene pulite le loro sponde, in modo tale che, essendo anche noi un comune a rischio idraulico, cerchiamo di attutire i colpi. Sindaco che non esclude sanzioni a chi in futuro non manterrà pulito il proprio tratto di fosso, soprattutto nei mesi più delicati. Soprattutto nelle stagioni e negli ultimi periodi dove queste bombe d'acqua ci mettono veramente in ginocchio. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo in Piazza dei Signori a Treviso, dove fa bella mostra di sé un AMX di Strana. Queste mani che accarezzano la carlinga raccontano da sole quanta passione ci sia in questi uomini che oggi, sotto lo sguardo incuriosito di cittadini, turisti e passanti, hanno ricomposto in Piazza dei Signori una AMX della base militare di Istrana.
Un'operazione iniziata in mattinata che verso mezzogiorno era quasi sostanzialmente conclusa, lasciando spazio alla cura dei particolari. La chiusura del cupolino, l'assemblaggio degli ultimi pezzi, il tutto mentre qualcuno spiegava a gesti le particolarità di questo velivolo che 30 anni fa sostituì anche di strana lo storico G91, come raccontammo in quell'estate del 1989. È stato un addio denso di calore e non privo di spettacolo, come doveva essere per uno dei simboli dell'aviazione moderna. E proprio per ricordare i 30 anni di servizio della MX, ma soprattutto gli 80 della fondazione del 51esimo stormo, che la base militare di Istrana ha organizzato per questo fine settimana una serie di appuntamenti celebrativi, iniziati di fatto con la costruzione dell'aereo in piazza. Ma è veramente, potremmo dire, un bel puzzle montare un aereo del genere. Sì, in effetti deciderei proprio di sì. Non dico quelli da 1000 pezzi, ma da 500 pezzi sicuramente. E durante l'assemblaggio inevitabili le domande di grandi e piccini. Quella classica è anche, diciamo così, che tipo di velivolo è questo e che cosa facciamo, qual è la tipologia di attività che svolgiamo col velivolo. Quella più simpatica di stamattina è stato un signore che ha chiesto quando poteva decollare l'aeroplano, quando sarebbe decollato, insomma. I borghi della provincia di Treviso in una mostra fotografica aperta al Sant'Artemio. Uno scatto per fermare un'immagine, quella più bella e suggestiva per far conoscere posti e luoghi della nostra provincia. È iniziata così a Sant'Artemio una mostra fotografica che ha l'obiettivo di documentare i borghi come sono oggi. Abbiamo fatto delle fotografie di tanti borghi, dovremmo anche dire che questi borghi, ci sono 4 borghi che rientrano nei borghi più belli d'Italia e quindi abbiamo prevalentemente scelto questi borghi in modo da far vedere anche a chi non li ha mai visti quanto bella sia la nostra provincia. Foto in bianco e nero e a colori, luoghi ed angoli che pochi conoscono. Il fotografo ha la capacità di guardare e di vedere quello che gli altri non vedono. Questo è il segreto del fotografo, vedere dove gli altri assolutamente non vedono. Foto che rimarranno negli archivi a testimoniare la bellezza dei nostri borghi. Lo scopo del nostro fotoclub è quello di fare una fotografia di tipo documentativo, non fine a se stessa, ma di fare delle immagini che poi rimarranno tali anche fra 20 anni, cioè sono l'esempio dello stato attuale della nostra provincia e dell'arte in generale. La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre. Siamo alla nostra pagina con le notizie dal Bellunese. Iniziamo dalla cronaca. Massimo riservo sull'esito dell'autopsia che l'anatomopatologo Antonello Cirnelli ha eseguito oggi sul corpicino del piccolo Marco, il bimbo di 3 anni, morto giovedì scorso in casa a Valle di Cadore. Indagini scrupolosissime sono state richieste dalla Procura, che ha disposto nel frattempo il sequestro delle cartelle cliniche mediche relative agli accertamenti eseguiti nel corso dell'ultimo anno dalla pediatra, dall'ospedale di Belluno e dal pronto soccorso di Bibione. Il bimbo soffriva da almeno un anno di mal di pancia di cui non si è riusciti ad individuarne le cause. In nulla osta per il funerale potrebbe arrivare in municipio già domani. Il rito funebre sarà celebrato sabato nella chiesa di San Martino a Valle di Cadore. Accuse gravi ed infamanti. Gamba si riguardi le carte sul caso INLAB. Il sindaco Massaro risponde punto per punto al capogruppo di Belluno. È di tutti. Non si possono lanciare delle accuse e basta. Io credo invece che sia opportuno che il consigliere Gamba riguardi bene le carte. Questo progetto è stato presentato in conferenza dei capigruppo, forse lui era assente ed è legittimo anche che fosse assente, però è stato presentato. Dalla sua feretra il primo cittadino di Belluno estrae la sua prima freccia che punta dritto contro il capogruppo della lista Belluno e di tutti, Paolo Gamba, che ai nostri microfoni ha sollevato dubbi di irregolarità procedurale per l'individuazione dei soggetti destinatari di contributi partner del progetto INLAB. Dalle carte si può, come possiamo dire, evincere in modo piuttosto chiaro come sono stati scelti i partner, e cioè con un avviso pubblico. Abbiamo preso dei partner quindi che erano stati selezionati quindi attraverso una commissione e quindi c'è un iter amministrativo assolutamente trasparente. Io, spiega Massaro, rispondo per il Comune. Il lavoro fatto per dare il via a questo importante progetto è stato scrupoloso. Abbiamo vinto il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Belluno è capofila. C'è un bando di Cariverona che quindi chiede chi vuole partecipare, tra l'altro è il Comune capofila, non è un soggetto privato come dice Paolo Gamba, basta vedere la delibera.
E noi facciamo a nostra volta dei bandi attraverso cui selezioniamo i nostri partner volta per volta. Precisa Massaro, fatto il consigliere d'opposizione, il ruolo del controllo è legittimo e sacrosanto, ma ci sono dei limiti, non ci sono risorse pubbliche date al privato. Bisogna però sempre distinguere quando si è in opposizione fra la critica, che ci sta ed è giusto che noi veniamo criticati e veniamo sempre spronati anche a fare meglio, in termini anche proprio di modalità di azione amministrativa, dalla accusa invece di fatti che sono gravi ed infamanti. Io rispondo che bisogna prendere e andare in Procura della Repubblica, e io quando ho avuto dei dubbi in passato ed ero consigliere di opposizione non andavo sui giornali, non andavo in televisione ad accusare qualcuno, ma chiamavo chi è deputato a farlo, a fare un controllo effettivo per vedere come sono andate le cose. Alla vigilia dell'apertura del nuovo anno scolastico, lettera aperta agli studenti della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Il mio invito è a questi ragazzi di studiare sempre, perché oggi è un percorso che non finisce mai, io non sono alla prova. È un'esortazione e un invito a credere nelle proprie capacità, di investire in competenze e a non abbandonare il territorio bellunese. In calce la firma del presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico ha inviato agli studenti una lettera aperta diffusa anche attraverso i social. Ci stiamo impegnando a tutti i livelli, con le istituzioni locali, con i presidi, e vogliamo farlo sempre di più, perché questo territorio ha bisogno di competenze trasversali, abbiamo assolutamente bisogno che i nostri giovani rimangano in questo territorio. Le nostre aziende, scrive Lorraine Berton, hanno fame di competenze, hanno bisogno di voi, delle vostre conoscenze, della vostra curiosità e passione. Non serve emigrare da questa terra per trovare lavoro, abbiamo grandi eccellenze, dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO a una manifattura di qualità profondamente internazionalizzata. Però invito in particolar modo i giovani, ma anche le ragazze, a non considerare per esempio il percorso tecnico un percorso di serie B, perché non lo è assolutamente, è un percorso di serie A, e invitiamo tutti i giovani e anche le loro famiglie a riflettere su questo, perché garantisce posti di lavoro, garantisce crescita del territorio e soprattutto garantisce il sorriso dei nostri giovani, perché vivere in questo territorio è un valore aggiunto. All'orizzonte, rimarca Berton, ci sono le Olimpiadi del 2026 che avrete la fortuna di vivere con il vostro spirito giovane ed entusiasta. Insomma, si può essere bellunesi e proiettati al mondo, rimanere su queste terre e pensare in grande, come hanno fatto dei grandi imprenditori bellunesi che continuano a fare la storia. In classe domani ci saranno 211 iscritti in meno rispetto al passato anno scolastico, segno tangibile di una denatalità che deve fare riflettere. Problemi anche per le cattedre scoperte. All'appello mancano 250 docenti, le ultime supplenze saranno assegnate fra il 12 e il 21 settembre. Vi lascio a 20:10, ospite in studio il governatore del Veneto Luca Zaia. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Si mantiene buono il tempo sul nostro territorio, quella di mercoledì 11 settembre sarà una giornata caratterizzata dal sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui rilievi, vedete, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 26 gradi circa. Situazione sostanzialmente identica sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo vedete sarà sereno e sgombro da nubi ovunque, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra i 12 e i 19 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 26 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, qualche addensamento solamente sui settori di confine ma senza precipitazioni. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.